1358esima Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia, tanti gli espositori, gli animali, le persone anche quest'anno per un ritorno effettivo alla terra delle persone, a quelli che sono i valori che contraddistinguono il nostro territorio. Ora da quanti anni qui alla Fiera dell'Agricoltura o è la prima volta? No, parecchio, diversi anni. Sì. Viene con suo marito perché cosa le piace vedere ogni anno? No, vengo per fare compagnia perché il mio marito è interessato. Io un po' meno. Purtroppo sono 70 anni, ma io ho cominciato, avevo 9 anni, in bicicletta, venivo su in bicicletta da Ponte di Piave. E secondo lei i giovani adesso si stanno allontanando dalla terra o stanno ritornando vista la crisi? Ritornano perché c'è bisogno che veramente ritornino. Questi macchinari per l'agricoltura, come è cambiata l'agricoltura negli ultimi anni? Lei però vedo che è molto giovane e anche molto motivato. Sì, io praticamente lavoro in questa azienda da 15 anni, in 15 anni i passi in agricoltura sono stati giganti. Signora, è bella quest'anno? Bella la fiera, una bella giornata anche se è nuvolo, E le novità, ha trovato qualche novità quest'anno? di più dell'anno scorso. Buongiorno, allora ci sono novità quest'anno alla Fiera dell'Agricoltura? No, non vuoi. Oggi il portafoglio qui alla Fiera dell'Agricoltura? No. Qui accanto a me abbiamo la storia dell'avicoltura del nord-est, direi la storia dell'avicoltura d'Italia. Silvano Bergamo, famoso avicoltore di Portogruaro, con in mano un padovano colorazione camoscio, maschio, già maturo e quindi... Siamo con la signora Ortensia che da tanti anni ospita qui nel cortile di casa sua i visitatori della Fiera Internazionale dell'Agricoltura. Ormai da quanto tempo? Sarà 4-5 anni, me l'hanno chiesto, io lo faccio volentieri. Ma fin da subito lei non si è mai opposta? No, assolutamente no, perché a me non danno fastidio per niente. Buongiorno, qual è il segreto del panino unto? Buongiorno, panino come vuole il cliente. Signora, qual è il torrone più richiesto oggi? Allora, il torrone più richiesto è quello alle mandorle e miele, il classico sia veneto che quello siciliano. Oggi siamo qua alle Fiere di Santa Lucia per inaugurare questa nuova fiera e naturalmente con il nostro corteo, e quindi noi saremo la parte storica come al solito, ma naturalmente poi ci saranno le autorità e naturalmente tutto quello che c'è al giorno d'oggi. Beh, direi che Santa Lucia è sempre, non è la chiusura dell'anno ma l'apertura dell'anno. È l'occasione per fare anche dei bilanci, ma per parlare di futuro che insomma noi sappiamo che siamo in mano a un'agricoltura buona, un'agricoltura che fa, un'agricoltura del Veneto che produce oltre 350 prodotti tipici, un'agricoltura che fa qualità.